Scinderia di 2012, campione la Lombardia di Luciano Pedulla. Che partita è stata la finale? Campione la Lombardia della Lombardia, perché questo è un premio a tutta la regione, alla dirigenza che ha creduto nel lavoro che abbiamo fatto insieme, ma soprattutto al lavoro dei grandi allenatori che ci sono in Lombardia, e non li cito perché poi farei torto a qualcuno, ma sono veramente molto bravi. La soddisfazione è stata enorme, perché per le ragazze soprattutto. Qual è stato il punto forte della tua squadra? Il punto forte della mia squadra, dicono tu, sia stata la battuta, però io penso che di lì si inizia sempre in tutti gli sport, no? In tutti i giochi della pallavolo, però abbiamo anche fatto vedere una buona situazione di difesa e di contrattacco anche quando le cose non andavano nel miglior modo possibile. Punto debole invece, se ce n'è uno? Il punto debole è che non lavoriamo bene a muro, ma prima o poi queste ragazze cresceranno. Se vuoi dare un voto totale, complessivo all'esperienza, sia dentro che fuori dal campo, alle ragazze? Alle ragazze è impossibile dare più di 10, quindi sono state veramente esemplari in tutte le cose, dai momenti delle prime selezioni che ricordo ancora, collegiale, alle partite, quindi sono veramente delle ragazze molto in gamba e se lo meritano, anche quelle che non c'erano oggi, altre ragazze che sono a casa e che hanno fatto parte di questo gruppo. Voglio citare gente come Bazzoli, voglio citare gente come Belli o come Baragioli, che sono state insieme a noi, Rimoldi, e che non hanno potuto fare parte di questa squadra. Mazzaro, tanto per citarne un altro. Perfetto, allora complimenti a Lombardia, stanno per iniziare le premiazioni e lasciamo andare l'allenatore Luciano Pedulla. Grazie mille. Grazie a te.